Giornate delle cardiologie aperte condizionate dal Covid. Ha cambiato aspetto e forma il consolidato appuntamento di prevenzione cardiovascolare, anche se non direttamente in reparto come in fase pre-Covid, i cardiologi hanno comunque continuato a offrire la consulenza gratuita ai cittadini. Purtroppo la realtà pandemica ha pesantemente condizionato questa iniziativa, quindi per ovvi motivi non è stato possibile aprire come negli anni precedenti gli ospedali alla popolazione e quindi la nostra società di cardiologi ospedalieri si è ingegnata utilizzando una metodica molto semplice. È stato istituito un numero verde a disposizione della popolazione, la quale poi a seconda del luogo dove risiedono ha avuto modo di interagire con noi cardiologi ospedalieri ponendoci delle problematiche per via telefonica per quanto riguarda la prevenzione in ambito cardiovascolare. Ricordo che a tutt'oggi in Italia, come in tutti i paesi del mondo occidentale, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte. Circa 230.000 persone ogni anno purtroppo in Italia decedono per una malattia cardiovascolare e tra queste per l'appunto l'infarto miocardico è la causa principale. Nella ULSS 4 buona la partecipazione della gente con questa nuova modalità, sebbene in numero minore rispetto alle edizioni precedenti e pre-Covid. I consigli contro l'infarto sono sempre gli stessi, ma è bene ricordarli. Sono delle regole molto semplici, bisogna evitare assolutamente di fumare, bisogna avere un'alimentazione equilibrata, povera di grassi, povera di zuccheri, bisogna non aumentare il proprio peso corporeo e a questo proposito anche noi cerchiamo di incentivare quanto più possibile un'attività motoria di tipo aerobico regolare, che non vuol dire fare chiaramente la maratona, ma può essere semplicemente fare delle belle camminate, 40 minuti, un'ora al giorno per 3-4 volte a settimana.